Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Si è tenuto in data odierna un nuovo incontro presso la sede della Regione Veneto, unità di crisi con le segreterie sindacali Filctem, CGL, FEMCA, CISL di Venezia, l'RSU, Acton Nobel e l'Advisor, che ha riportato la situazione di ricerca di un acquirente delle produzioni, macchinari e personale. Come sindacato, si legge in una nota congiunta, verifichiamo esserci poco interesse nel mantenere il sito produttivo attivo e per questo si stanno cercando soluzioni diverse attraverso l'interesse nell'attivare una partecipazione tra più società all'acquisizione del sito. Ottimo invece l'interesse all'assunzione dei lavoratori determinato dall'accordo siglato tra le parti. Parliamo di sanità. Nell'ospedale di Dolo, monoblocco A, ala ovest, quarto piano, opera un nuovo reparto di medicina fisica e riabilitativa. Lo ha inaugurato nella mattinata odierna l'assessore alla sanità della Regione Veneto, Manuela Lanzarin, insieme al direttore generale dell'ULSS 3 Serenissima, Edgardo Contato. In questo reparto, ha sottolineato il primario, gli interventi verranno effettuati in base a un progetto riabilitativo individuale che tenga conto delle condizioni cliniche del paziente, del suo potenziale di recupero, dei bisogni e delle preferenze del paziente stesso e dei suoi familiari, nonché delle risorse disponibili. Ulteriori dettagli nel nostro sito notizieplus.it. Apriamo la pagina della cultura. Riaprirà al pubblico mercoledì 28 giugno Carezzonico, il museo del Settecento veneziano, dopo i lavori di restauro e adeguamento funzionale, finanziati dal Comune di Venezia, dalla Fondazione Move e da Coop Italia. I lavori hanno interessato soprattutto il pian terreno, la parte dei servizi di accoglienza per il pubblico, biglietteria, bookshop, bar, guardaroba che dopo l'acqua granda del 2019 avevano bisogno di un completo ripensamento. Sono stati rivisti gli impianti, soprattutto quelli di illuminotecnica, con un'attenzione da un lato al risparmio energetico e la sostituzione delle luci alogene con quelle a LED, dall'altro a mantenere l'originalità del palazzo con interventi discreti rispetto al contesto. Altri particolari nel nostro sito notizieplus.it. Cambiamo argomento. Fiadella ha indetto per mercoledì 28 giugno un'assemblea del personale dell'igiene urbana che opera nei comuni di San Donà Musile, Fossalta e Noventa di Piave. Di conseguenza in quei comuni alcuni servizi come la raccolta dei rifiuti e lo spazzamento stradale potrebbero subire ritardi o non essere eseguiti. Veritas invita i cittadini e gli operatori economici a ritirare il contenitore dei rifiuti in caso di mancato svuotamento nel giorno dell'assemblea e esporlo nel successivo giorno di raccolta previsto dal calendario. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.